Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta che faccio mercato. Batman, napoletano, come state? Vai giù. Spero tutto bene. Allora, vai giù. In questo video andiamo a parlare del... Facciamo il pre-partita, scusate. Facciamo il pre-partita di Napoli-Como, partita di Coppa Italia che si giocherà stasera alle ore 21. Sarà visibile su Rai o su Rai 1, se non sbaglio su Rai 1, mo no, vorrei dire una cavolata, non mi ricordo sinceramente, però dovrebbe essere sulla Rai, se non sbaglio, Rai 1. Ma vabbè, allora giù, probabile formazione. Allora, porta Milinkovic-Savic che è ritornato e dovrebbe essere titolare almeno in Coppa Italia per fargli riprendere minutaggio e tutto, sapete, no? Poi, difesa a 3, composta da Buongiorno, Beukema e Rachmani, che è recuperato. Poi centrocampo, eh, Kim Team, centrocampo a 4, composto da Oliveira, poi Spinazzola, Vergara e Lobotka. Poi attacca a 3, composto da Lukaku. No, scusate, non volevo dire Vergara, volevo dire Giovane, che è il centrocampista di Golo. Quindi centrocampo composto da Lobo e Giovane. Poi attacco 3 composto da due sottopunte che mi sono sempre scordato di dirvi, scusatemi, due sottopunte la punta. Le due sottopunte sono Alisson Santos e Vergara. E la punta centrale sarà Romelu Lukaku. Probabile risultato 1-0 Napoli. Anzi, no, sapete che vi dico? Sarà una partita tosta, perché questa sarà tostissima, ok? Che secondo me il Napoli andrà a spuntare tempi supplementari. No, non ci stanno i tempi supplementari. No, non ci stanno, scusatemi, vai giù, scusatemi. Napoli la spuntare alla fine per un 2-1 per il Napoli, il gol del 2-1 alla fine di Romelu Lukaku, gol alla fine, e il gol centrocampo, no, scusate, il primo gol del Napoli sarà fatto da Lobotka. Poi per il Como segnerà Nico Paz. Sarà giù, sappiamo, non diciamo fesserie, sarà una partita ostica. Secondo me andrà prima a segnare il Como e poi nel primo tempo e poi nel secondo, come ho detto già, gioca il Napoli segnerà il primo e il secondo gol. Secondo me il primo gol lo andrà a segnare verso l'inizio del primo tempo, quindi 46, 46esimo, 47esimo, 48esimo. Partita che si giocherà alle 21, un orario un po' schifoso. Io l'avrei giocata alle 20:45 e sai what? O alle 20:45 o alle 20:30, in modo che magari qualcuno stava un po' più libero, perché per esempio io in studio finisco verso le 8:30, cioè no alle 8:30, finisco verso le 8:10, 8:20, quindi poi mangio e poi cioè no, io mangio sempre un po' dopo, quindi no alle 8:30 ma alle 8:45, quindi 20 minuti che mangio andrei a perdere un po' di partita, quindi vai giù. Mi sono poco prima, così mi vedo la partita mentre mangio. Ah, boh, vai giù. Con gli infortuni che ha il Napoli è normale che sia una partita molto ostica. Ah, beh, ma non voglio ritornare
nell'argomento infortuni. Io vi saluto oggi, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao, oggi vi voglio bene. Ciao.